Diceva Winston Churchill che un diplomatico è un uomo che ad un bivio sceglie tutte e due le strade. In un mondo globale, istantaneo, mediatico, dove le decisioni per forza di cose diventano ad ogni livello sempre più veloci e complesse e dove i contrasti ma anche gli accordi si moltiplicano a dismisura, l'arte della diplomazia sembra assumere un ruolo sempre più centrale. Ma quali nuovi strumenti e abilità servono oggi in una società in cui la pandemia ha sconvolto tutti gli equilibri di forze per gestire le relazioni internazionali tra paesi? Per capire più da vicino la carriera diplomatica andiamo a conoscere Giampaolo Scarante, già ambasciatore italiano in Grecia e in Turchia, docente universitario e presidente dell'Ateneo Veneto. In un mondo globale sconvolto dalla pandemia, parlare di diplomazia non è certo facile. Allora, se si apre però il sito della Farnesina alla voce carriera diplomatica, si legge: le parole d'ordine oggi sono interdisciplinarità, rapidità, professionalità, preparazione e comunicazione. Allora, Presidente, alla luce del villaggio globale che ormai è il mondo e che le nuove tecnologie hanno contribuito a creare, come si svolge oggi la carriera diplomatica? Ma io comincerei col dire che sia la politica estera di un paese, sia le persone che in qualche modo mettono in pratica la politica estera di un paese, cioè i diplomatici, sono espressione della società che li produce. Io vi faccio un esempio, io sono entrato in carriera molti anni fa, nel 78, allora la carriera diplomatica era l'espressione della società italiana nel 78. Voleva dire che c'erano metà dei miei compagni che hanno vinto il concorso, avevano 2 cognomi, erano espressione di una componente di nobiltà della nostra carriera che c'era, molto forte. Un'altra metà era figlia, per esempio, di parenti che avevano già fatto servizio nella carriera diplomatica. C'era questa specie di espressione della società italiana. Oggi è tutto diverso. Oggi la società italiana si riflette nella carriera, cioè voi trovate nella carriera diplomatica le persone che voi trovate a vari livelli nella società. È chiaro che a fianco della composizione c'è il modo in cui ci si esprime e questo modo è cambiato negli anni, pensate, tra il 1980 e gli anni successivi, questo secolo, i primi 20 anni così turbinosi di questo secolo, il modo in cui ci si esprime anche nella realtà internazionale giustamente è cambiato. Ma è un bene o un male che sia, cioè, vantaggi o svantaggi di questo cambiamento? Direi che non è né un bene né un male, è una necessità esprimersi come la società e il mondo internazionale è orientato. Quindi anche con maggior velocità? Con maggiore velocità è cambiato enormemente, il modo di interpretare determinate cose è cambiato velocissimamente, però a fianco di questa modernità nei metodi, nei mezzi, è rimasta quello che credo sia ancora oggi il discrimine importante della carriera di chi vuole fare la carriera diplomatica, che è una certa capacità e una certa passione per i rapporti umani, per la capacità di penetrare umanamente una società, delle persone. Ancora oggi, dopo secoli, questa capacità personale, diciamo, di empatia verso le persone gioca un ruolo molto importante. Qual è stata la molla che l'ha spinta personalmente, così quando era ragazzo, quando era studente, a intraprendere questa carriera? Ma io volevo farla molto prima di essere studente all'università, devo dire la verità. E la molla poi analizzando, perché in realtà noi siamo anche frutto, diciamo, di varie pulsioni, eccetera. Io avevo vissuto all'estero con mio papà che era ispettore scolastico, eravamo stati in giro per il mondo. Ma credo che la ragione principale, e oggi che sono, diciamo, più maturo, fra virgolette, credo di individuarla con correttezza, sia quella che volevo vivere il mondo in un certo modo. Cioè, bisogna avere una propensione a viaggiare, si dice per esempio, ma in realtà fare il diplomatico significa viaggiare in un certo modo. Il diplomatico si ferma 4 anni, 5 anni in un paese, quindi significa entrare in quel paese con una grande profondità, cosa che non consente il viaggiare per turismo o il viaggiare per brevi periodi. Ecco, quest'idea, cioè di entrare profondamente in un paese, comprendere le sue forze profonde, la sua cultura più intima, eccetera, è quella che ancora oggi mi interessa di più. Quindi anche la propensione a imparare lingue nuove, diciamo, con scioltezza. Paradossalmente era molto più importante conoscere le lingue quando io sono entrato in carriera. Oggi, diciamo, l'inglese, che non è più nemmeno l'inglese, è diventato una specie di mezzo di comunicazione, ha soppiantato tutto.
Io per esempio le mie prime esperienze diplomatiche le ho fatte in paesi come l'Albania, come l'Africa mediterranea, come ancora oggi, dove la lingua dominante era il francese. La corrispondenza che noi tenevamo con i ministeri degli esteri era ancora in francese. Oggi invece tutto questo è sparito, quindi è vero, le lingue aiutano, però oggi abbiamo un mezzo di comunicazione globale che è l'inglese, che è diventato un mezzo assolutamente universale. Qual è il percorso di studi, diciamo, più utile a questa carriera, almeno secondo lei, e che studi lei ha fatto? Perché così capiamo più approfonditamente. Mi sono laureato in Scienze Politiche a Padova, la stessa facoltà dove adesso insegno, e allora la laurea era quadriennale, quindi ho fatto il percorso di laurea completo e poi ho seguito degli approfondimenti, ho studiato a Ginevra, relazioni internazionali, e poi soprattutto ho fatto un anno di John Hopkins a Bologna, che era propedeutico alla carriera diplomatica. Ecco, il consiglio che posso dare è il seguente. La carriera diplomatica ha un che di specifico, perché sono parecchie materie molto diverse, dall'economia al diritto, alla storia, alle lingue, eccetera. È necessario prevedere questo e quindi direi che oggi, per essere concreti, sono scienze politiche e forse giurisprudenza a essere le due strade maestre, giurisprudenza inserendo una serie di materie che non ci sono a giurisprudenza come l'economia, e poi fare degli approfondimenti successivi. Oggi è più facile farli, si possono fare in varie parti del mondo e si può anche prevedere, direi, quindi laurea, un approfondimento e poi una previsione di un corso per la preparazione all'esame, al concorso, che ha una sua specificità e che un corso speciale può aiutare a superare. Quindi poi per fare questo passaggio universitario in realtà si può provenire da qualsiasi tipologia di liceo, qualsiasi tipologia anche di istituto superiore, o secondo lei una preparazione più scientifica, umanistica o linguistica aiuta? Io ho l'idea che la preparazione umanistica aiuti di più in generale. Però devo dire la verità, questo non significa nulla, significa che ognuno può costruire il suo percorso. Il percorso di scienze politiche è fatto in maniera tale che uno può inserire con facilità determinati aspetti. Dicevo prima che il concorso diplomatico ha una sua caratteristica, che nessun altro ha. Chi fa il magistrato deve studiare legge, chi fa l'ingegnere deve studiare ingegneria. Scienze politiche bisogna essere profondamente dentro il diritto internazionale, l'economia, le lingue, la storia che resta ancora il tema, diciamo, la prova più importante del concorso. Quindi c'è questo aspetto molto vario. E chi vuole prepararsi a una prospettiva di questa carriera deve prevedere questo sin dal suo corso di laurea, perché poi, diciamo, aggiungere questo tipo di conoscenza specifica in epoca successiva è molto più impegnativo e difficile. Quindi una preparazione trasversale, diciamo. Sì, direi proprio di sì, preparazione trasversale, tenendo presente che il mondo oggi è un mondo trasversale, cioè la complessità del mondo che noi abbiamo davanti a noi non la si comprende se non usando diverse metodologie, diversi metodi, avendo questo approccio trasversale alle varie discipline. Allora, le funzioni dei diplomatici sono da sempre quelli di condurre le relazioni internazionali del paese che rappresentano, poi anche quella di fornire dei servizi specifici ai propri connazionali all'estero. I gradi professionali del diplomatico, quali sono e come si fa a raggiungerli? Tanto per farci un'idea. Diciamo, la carriera diplomatica è articolata in due grandi parti che sono molto diverse fra di loro. La prima dura i primi 10 anni della carriera, è scandita da una serie di scadenze che sono, diciamo, semi-automatiche, cioè c'è una progressione di carriera che va avanti con l'anzianità e se non si è commesso cose particolarmente gravi, se non si è schiaffeggiato l'ambasciatore o cose del genere, si va avanti. Questo fino ai 10 anni della carriera. Il primo grado è il volontario diplomatico, che inizia il primo anno facendo funzioni diplomatiche all'interno della Farnesina, comunque col grado di volontario, poi diventa segretario di legazione e poi consigliere di ambasciata, consigliere di legazione dopo 10 anni. Ecco, i primi 10 anni sono importantissimi perché all'interno dei 10 anni vanno fatte alcune sedi obbligatorie, una sede extraeuropea, una sede consolare, una sede commerciale, insomma c'è un curriculum preciso e poi al 10° anno, se si diventa consiglieri di legazione, come in genere la maggioranza lo è, si passa nella dirigenza dello Stato e da quel momento inizia un percorso diverso, la carriera cambia. I gradi successivi non sono più sulla base di quello che si è fatto, ma sono a scelta del governo, diventano cioè una scelta di sovranità del governo, soprattutto gli ultimi gradi, consigliere d'ambasciata, ministro plenipotenziario e infine ambasciatori di grado, a cui pochi arrivano perché sono pochi posti, sono a scelta del governo, il che significa che dipende da una fiducia che il governo ripone in quella persona e non sono nemmeno giustificabili. Il governo può dire io promuovo quello, senza dire il perché. Quindi vedete, sono due parti di una carriera molto diversa. La prima assomiglia ai militari, con una progressione di carriera, la seconda ha un aspetto più politico, non in senso partitico,
ma in senso politico ampio, cioè c'è una fiducia politica in quel determinato rappresentante e quindi viene fatta scelta. Quindi ci sono dei concorsi nella prima parte? La prima parte sono i concorsi interni. Si fa anche, dopo 10 anni, si fa una tesi di magistrale su un determinato argomento, poi si diventa dirigenti dello Stato. Successivamente, invece, Nomine. È una scelta politica che deve essere ratificata in quanto politica dall'intero Consiglio dei Ministri, il che significa se qualcuno è contrario può opporsi. Se dovesse dirmi quali sono le doti che deve avere un bravo ambasciatore, cosa mi direbbe? Diciamo, le doti sono parecchie, come parecchie sono le doti che necessita chi ha un qualunque mestiere, qualunque professione che abbia un'ampia gamma di rapporti umani. Io mi sono convinto che la dote più importante è quella di comprendere la realtà che ci circonda con una grande dose di flessibilità, che poi è la grande dote che avevano gli ambasciatori veneziani dei secoli passati, per cui sono famosi nel mondo. Cioè l'ambasciatore che arriva in un luogo, per esempio in una sede, sa che deve restare 4 anni, al massimo 5. Ha quindi bisogno di penetrare la realtà di quella sede in tempi rapidissimi. In pochi mesi deve riuscire a capire come funzionano le cose. I veneziani hanno un modo di dire estremamente efficace. Bisogna capire il giro dell'acqua. I veneziani sono legati all'acqua, no? Storicamente. Il giro dell'acqua, capire come le cose funzionano. Quindi credo questa capacità flessibile e, come posso dire, articolata di comprensione del mondo in cui si arriva, che può essere un mondo diversissimo perché il mondo è molto vario, credo che sia ancora la dote principale. Senta, non sempre ovviamente le cose sono facili e a volte in questo tipo di carriera ci si può trovare ad affrontare dei momenti molto molto delicati e anche pericolosi. Pensiamo a quando in certi paesi vengono meno le libertà fondamentali, ci sono dei colpi di Stato e un ambasciatore, insomma un diplomatico si può trovare proprio in mezzo a grandi scontri. Per lei che appunto è stato ambasciatore in Grecia e anche in Turchia, paesi che hanno conosciuto passaggi della loro storia non semplici, non facili, e io vorrei chiedere quali sono stati i momenti più difficili, più duri e quelli più di soddisfazione. Io credo che qualunque diplomatico, indipendentemente poi dalla carriera che farà, i luoghi dove andrà, deve mettere in conto che la carriera comporta dei rischi inevitabili. Comporta dei rischi perché si può essere coinvolti o in una crisi generale, una guerra locale, generale, o specifiche al paese, situazioni interne di difficoltà o situazioni di guerra limitate a quel paese. Io ho vissuto un po' tutte queste cose, credo di non essere stato l'eccezione. Io sono stato in Tunisia, la prima guerra del Golfo negli anni 90, ed è stato un momento molto difficile perché diciamo non si è detto molto, ma nei paesi arabi, anche i paesi arabi moderati come la Tunisia, la guerra del Golfo è stata vista come un'invasione occidentale di un paese islamico. E quindi gli occidentali, soprattutto quelli che partecipavano all'invasione come l'Italia, erano mal visti. Il mio collega olandese è stato ucciso sotto casa con un colpo di rivoltella e noi tutti abbiamo adottato tecniche di protezione, cioè, un periodo non facile. Poi ho avuto altri momenti nella carriera, certamente sono stato per esempio a capo di una delegazione del Consiglio d'Europa, l'Italia era allora presidente di turno, e siamo stati in Cecenia durante la guerra in Cecenia, abbiamo fatto 2 tappe, una in un posto dal nome molto difficile che si chiama Znamenskoye e poi a Grozny nel pieno di questa guerra e quindi con tutto quello i rischi che questo comporta, col trasporto in elicottero, con tutti i pericoli eccetera. E poi per esempio anche in altre situazioni meno evidenti, ma quando mi occupavo di Balcani sono andato subito dopo la chiusura dell'assedio di Sarajevo. L'assedio di Sarajevo, che fu una pagina vergognosa per tutta l'Europa, con migliaia di morti civili, noi arrivammo subito dopo la chiusura formale dell'assedio, ma con ancora i cecchini serbi che sparavano dalle colline vicine, quindi la macchina zizzagava e evitava i colpi. Allora, ricapitolando, io credo che un diplomatico debba mettere in conto questi rischi perché fanno parte della carriera. E se qualcuno non vuole, non accetta questo, sarebbe come un pompiere che dicesse io faccio il pompiere, ma quando c'è un incendio io preferisco non interferire perché mi fa orrore il fuoco. No, fa parte del nostro mestiere, fa parte della carriera e purtroppo devo dire rispetto al periodo in cui io sono entrato in carriera diplomatica, che è il 78, i luoghi pericolosi del mondo sono molto aumentati, non sono diminuiti. E i punti di soddisfazione maggiori quali sono in una carriera come la sua, per esempio? Quali sono stati? Ma io devo dire ho avuto delle grandi soddisfazioni alla Presidenza del Consiglio quando, come posso dire, si vedeva un'azione diplomatica ad alto livello partire e arrivare compiutamente e sapere che tu in qualche modo l'avevi influenzata.
Oppure sapere, per esempio, che determinate azioni che rilevanti per il nostro Paese in senso positivo erano state o innescate o aiutate dal tuo contributo piccolo che c'era stato in quel momento. Ecco, in tante occasioni ho vissuto questo, soprattutto alla Presidenza del Consiglio, dove la Presidenza del Consiglio è l'attività diplomatica pura, perché si tratta solo dei grandi temi internazionali, il disarmo, i rapporti con gli Stati Uniti, tutte le piccole cose non ci sono, quindi fare il diplomatico alla Presidenza del Consiglio è occuparsi solo dei grandi temi. E lì effettivamente ci sono delle grandi soddisfazioni, come anche delle grandi delusioni a volte. Senta, e quindi operare nell'ambito, per esempio, di incarichi, diciamo, nella carriera diplomatica all'interno del proprio paese e non all'estero, cambia un po' radicalmente il modo di operare di un diplomatico? Certo, io a chi volesse fare questo mestiere direi: guardate, voi vi imbarcate in un'avventura che significa ogni volta che cambierete sede o cambierete incarico, cambiare mestiere. Perché la qualità stessa del lavoro che si fa è profondamente diversa. Immaginate chi si occupa di consolato in Germania, come ho fatto io da giovane, o chi si occupa di negoziati alle Nazioni Unite, sono due mondi diversi e così via. Quindi ogni volta si tratta di dover adattarsi e di dover studiare, perché io ho dovuto sempre studiare nella mia vita. Ogni sede, ogni cambio di sede significa prendersi un bel po' di libri e iniziare uno studio finalizzato a quella determinata esperienza. Per inciso poi bisogna avere anche la capacità di lasciare un luogo, non essere troppo attaccato a una casa, magari a una rete anche di persone, cioè non è facile, bisogna mettersi in gioco a 360 gradi anche nel proprio interiore in qualche modo. Certo, non è facile, io non mi ha mai pesato questo aspetto, però è vero, quando si cambia sede si deve costruire un nuovo mondo, non solo le grandi relazioni professionali della carriera, ma addirittura, non lo so, trovare un nuovo barbiere, trovare un nuovo distributore di fiducia, insomma tutto questo piccolo mondo che è intorno a noi che bisogna ricostruire. Devo dire che io ho trovato però che il cambiare e la sostituzione ogni 4 anni alla fine è un fatto molto positivo. Rigenera. Sì, io trovo che è stato molto, perché come posso dire, non solo fisicamente che ti mantiene, diciamo, abbastanza vitale, ma soprattutto intellettualmente, perché tu non ti adagi su tante convinzioni, ma devi ogni volta ricominciare da capo. Questo l'ho trovato faticoso ma positivo. Senta, tra i vari incarichi, lei a un certo punto è stato nominato agli inizi, mi pare del 2000, mi corregga, dal Presidente del Consiglio di allora, rappresentante speciale per le iniziative di ricostruzione nell'area balcanica. Ecco, come si affrontano, un po' l'ha accennato prima, le problematiche relative a paesi che hanno avuto diciamo, pesanti riflessi da scontri legati alle guerre, magari anche interne, guerre fratricide a volte, insomma, credo che non sia facile. Quello che lei ha citato è un incarico molto particolare, che non avviene frequentemente. Io ero consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio e lui mi diede anche questo incarico di ricostruzione dei Balcani, che significava in particolare essere responsabili operativi di una legge che si chiamava la legge 84, che stanziava un numero molto elevato di miliardi di lire di allora per la ricostruzione dei Balcani. Cosa significava? I nostri ragazzi hanno sentito sicuramente parlare della guerra dei Balcani degli anni 90. Fu un momento bassissimo dell'Europa moderna, in cui si furono distruzioni non solo materiali, ma anche di natura morale all'interno delle società dei Balcani profondissime. L'Italia coraggiosamente, intelligentemente, terminata la guerra, disse: bisogna ora ricostruire. Bisogna ricostruire dalle macerie, i palazzi, i monumenti che sono stati distrutti, e ricostruire anche le comunità, cioè cercare di farle rivivere insieme. Dirigere quella legge che ho fatto per 4 anni è stato molto soddisfacente, perché ho potuto vedere dei progetti che nascevano e si concludevano, come per esempio la ricostruzione simbolica del ponte di Mostar, che era un ponte molto meraviglioso che venne distrutto durante la guerra, e l'Italia l'ha ricostruito con il simbolo di quella legge 84, e così una serie di programmi interessantissimi che con vario successo, ma vennero tentati per favorire le comunità che si erano combattute fino allora, favorire il loro inserimento in un contesto di reciproca collaborazione. Ad un certo punto per la Farnesina, presso cui lei ha operato a lungo, lei ha prestato servizio nell'unità degli affari speciali come responsabile della cooperazione internazionale per la lotta
al terrorismo. La cooperazione contro il terrorismo internazionale, quando creai io quell'unità, fu la prima, erano anni iniziali, ricorderete ci fu un grave atto di terrorismo, per l'Italia fu il dirottamento dell'Achille Lauro, una motonave che venne dirottata con una serie di successive vicende. Ecco, l'Italia si fece interprete di questo primo atto di terrorismo marittimo per una grande convenzione internazionale che io lanciai e che poi seguì e che venne poi firmata a Londra, all'IMO, l'Istituto per la Navigazione Marittima, che prevedeva appunto il terrorismo internazionale, il contrasto al terrorismo internazionale marittimo. Poi il terrorismo internazionale non aveva nulla a che vedere col terrorismo di oggi, erano anni molto diversi, c'era anche un terrorismo interno molto forte. E io voglio raccontare questo perché parecchi anni dopo, un magistrato mi rivelò, e per fortuna non me lo disse prima, che in un covo delle Brigate Rosse trovarono una lista di persone che erano potenziali obiettivi, una lista abbastanza lunga, che avevano seguito per un certo periodo ma avevano scartato. Ecco, io c'ero fra quelli e devo dire per fortuna l'ho saputo molto dopo perché mi sarei ovviamente molto spaventato a saperlo, però per dirvi che anche questo rientra un po' nel novero delle cose che si devono fare. Allora, lei ha gestito a vario titolo rapporti con tutti i paesi dell'Europa orientale e in particolare rapporti con la Russia. Ecco, quali sono stati i paesi secondo lei più difficili o meglio, insomma, più complessi, ecco, usiamo questo termine, con cui trattare? Io ho una mia suddivisione dei paesi che mi sono fatta su base assolutamente personale, in base che giudico facili o difficili. Io trovo che i paesi più facili, fra virgolette, siano i paesi che hanno una grande storia, hanno una stratificazione storica molto importante, la Russia per esempio, perché attraverso la storia di quel paese tu hai delle chiavi per capire il presente. La Grecia, la Turchia, tutti i paesi di grande stratificazione storica. Attraverso la storia si possono comprendere alcune pulsioni del momento, alcuni indirizzi storici, perché la politica estera di un paese ha delle forze profonde che la condizionano in maniera permanente. Viceversa, i paesi che hanno poca storia, non so, gli Stati Uniti hanno una storia relativamente vicina a noi, non sono così facili da individuare. Cioè le linee storiche del loro sviluppo non sono così precise. Io faccio un esempio molto semplice, a volte lo faccio anche all'università, alcuni atteggiamenti della Grecia nei confronti dell'Europa, dell'Unione Europea, risalgono addirittura alla Quarta Crociata del 1204. Quindi si tratta di un percorso storico lunghissimo, stirato, stiracchiato naturalmente, ma che aiuta molto la comprensione di oggi. Quindi io faccio questa differenziazione. Poi i paesi non sono né facili né difficili, dipende esattamente dal momento storico, dalla collocazione. Io ho trovato un paese straordinariamente affascinante, la Russia, con cui ho lavorato moltissimo, un paese assolutamente europeo che noi oggi vediamo invece per una serie di vicende storiche che vanno dalla rivoluzione di ottobre all'Unione Sovietica in maniera un po' lontana, come se fosse un paese non particolarmente profondamente europeo. In realtà è uno dei paesi più profondamente europei che hanno più determinato nel corso dei secoli la storia e la cultura europea. In grande sintesi, mi saprebbe dire come la rete, quindi i collegamenti ormai istantanei che Internet offre e anche le nuove tecnologie ci danno come opzione facilmente raggiungibile da tutti, hanno cambiato la professione diplomatica? Ne hanno cambiato gli aspetti in cui si esterna, in cui si realizza, meno la parte più profonda. Quando negli anni 30 Galeazzo Ciano partì come console generale a Shanghai, il Ministero gli fece una lettera di una paginetta in cui gli diceva tu dovrai fare questo, gli dava degli indirizzi. Lui con quella paginetta poi si muoveva. Nel senso che andava, faceva quel che voleva, o qualche volta magari telefonava al Ministero, ma negli anni 30 non è che si potesse telefonare con la facilità di oggi. Io ho trovato questo mondo, questa diversità di mondo, tra l'inizio della carriera, per esempio ho fatto l'Albania negli anni 80 in cui le comunicazioni erano scarse, e quella di oggi. Sono cambiati i modi perché oggi i contatti sono non frequenti, frequentissimi, anzi eccessivi, assolutamente sovraridondanti. L'ambasciatore può chiamare direttamente il Ministro degli Esteri 2 volte al giorno se ha necessità, può parlare col Presidente del Consiglio senza problemi. Tutto questo ha cambiato l'aspetto in cui si esterna la politica estera. In realtà le motivazioni profonde e la capacità profonda di incidere su questi grandi temi resta legata sempre non tanto alla comunicazione ma quanto alla sostanza delle cose. Mi scusi, ho una curiosità, visto che parliamo di rete, di internet, di comunicazioni, ma con l'attività così delicata che un diplomatico, un ambasciatore ha, il terrore di essere spiati è, penso, al primo punto.
E come ci si difende in un mondo in cui ormai non sai neanche se sei registrato quando fiati? L'informatica ha cambiato moltissimo, non solo la carriera diplomatica o il mondo diplomatico, ma tutto il mondo. Io quando sono entrato in carriera, la prima sede è Tirana, voi sapete che uno degli aspetti più delicati di un'ambasciata è quella della crittografia, cioè quella di prima cifrare e poi decifrare i telegrammi che vengono mandati. All'epoca vi erano delle macchine di produzione svizzera, tutte meccaniche, molto complesse, che richiedevano ore e ore per decifrare o cifrare un telegramma ed erano compito di una categoria di personale che si chiama i cifratori, che non ci sono più. Oggi sono spariti i cifratori, sono sparite le macchine, lo stesso computer speciale e protetto in un certo modo che usa il diplomatico gli consente la cifratura immediata. Questo per darvi un'idea di come il mondo è cambiato. Certamente il mondo ha accelerato la situazione. La componente più delicata della nostra carriera è evidentemente molto più esposta, perché esistono anche dei telefoni cifrati, ma non sono così diffusi. Per esempio i telefoni in ambito NATO sono tutti cifrati. Uno parla, la voce viene scomposta e ricomposta dall'altro capo del filo. Ma questo non avviene dappertutto. Invece i telegrammi sono sempre cifrati, cioè vengono inviati in cifre e possono essere scomposti solo alla fine. Nulla di nuovo, gli ambasciatori veneziani alla corte del sultano facevano la stessa cosa e all'archivio di Stato sono addirittura conservati la metodologia con cui cifravano i telegrammi. Quindi un mondo che è cambiato ma che nella sostanza è rimasto lo stesso. A volte viene da pensare, insomma, a certi film che si sono visti, che hanno qualche anno, ma ce ne sono ovviamente di recenti americani bellissimi, no? Che quando si pensa, non so, alla vita di un ambasciatore, di un diplomatico, no? Un intrigo internazionale, di spie, di cosa, ma lei si è mai trovato in situazioni così limite? Sì, non quelle raccontate nei film. Nei film sono raccontate sempre in un modo molto elegante, la realtà in realtà non è così, cioè gli agenti segreti non sono James Bond, sono persone molto più modeste, molto più oscure, meno brillanti, questo credo che chiunque lo sappia, no? Certo, io mi sono trovato in tante situazioni, soprattutto per esempio in Turchia molto recentemente. Istanbul, come voi sapete, per la nuova politica turca, per il nuovo assetto che il Mediterraneo, in quella parte del Mediterraneo sta assumendo con le crisi siriane, la rinnovata politica turca, eccetera, è tornata l'Istanbul delle spie. L'Istanbul dei primi del Novecento, dove tutti i servizi segreti sono presenti, dove nei ricevimenti sicuramente si annidano spie a destra e a sinistra, ed è un mondo molto, molto interessante sotto molti profili. A tanto più che in quel periodo in cui io ero lì c'era la guerra siriana e potete immaginare quanto passasse della guerra siriana attraverso Istanbul. Diciamo, la diplomazia è sfiorata da quel mondo. I diplomatici non sono agenti segreti, fanno le stesse cose degli agenti segreti, ma alla luce del sole. Senta, da tempo lei insegna alla Facoltà di Scienze Politiche di Padova teoria e tecnica della negoziazione internazionale. Cos'è la prima cosa che dice agli studenti all'inizio di un corso e l'ultima cosa che dice quando lo conclude? È la stessa. Io quando inizio il corso faccio una prima lezione introduttiva sulla complessità del mondo che ci circonda. Perché la vera novità degli studenti che oggi probabilmente ci ascoltano e quelli che ci ascolteranno è che dovranno passare la loro vita in un secolo, il XXI, che è iniziato in maniera turbinosa, ma che ha una caratteristica assolutamente netta, cioè la cifra di questo secolo è la complessità. Non è il secolo precedente che si è evoluto in forme diverse, è un secolo radicalmente diverso. Tante cose noi non possiamo comprenderle perché non possiamo usare gli schemi del passato. Allora, cosa dico agli studenti? Voi vivrete la vostra vita in un mondo complesso. La complessità, c'è un unico antidoto alla complessità, è la conoscenza. Bisogna studiare ancora di più per, attraverso la conoscenza, vincere la complessità. E aggiungo, diffidate da chi dice che la complessità è un falso. Chi dice che la complessità non esiste, che sono categorie di persone che vi dicono che le cose sono complesse e che in realtà sono molto semplici, perché non è così. La complessità esiste, non esiste la semplificazione della complessità e l'unico antidoto è la conoscenza, per cui bisogna studiare, molto di più di prima. Se dovesse ricominciare da capo la sua vita, rifarebbe ancora il diplomatico? No, non lo farei, non perché non mi sia piaciuto, non abbia avuto le mie soddisfazioni, sono stato molto fortunato nella carriera, ma perché se avessi l'opportunità di vivere un'altra vita vorrei fare un'altra cosa. E che cosa? Questo è già più complicato, non lo so. Mi piacerebbe fare qualcosa di molto diverso dal diplomatico. Il cantante? No, sono un disastro in cantante, penso che anche nella seconda vita lo sarei come di cantante. Allora il presidente dell'Ateneo Veneto. Presidente dell'Ateneo Veneto, l'ho fatto con piacere, adesso si avvia a conclusione di questa esperienza e devo dire che mi piacerebbe farlo. No, adesso devo dire la verità, mi piacerebbe fare l'architetto. Interessante.
con un diplomatico bisogna parlare assolutamente della diplomazia necessaria in un momento così delicato nella storia del mondo. Assolutamente la pandemia ha travolto tutto e tutti e ha travolto soprattutto le nostre esistenze interiori ed esteriori, ha travolto i rapporti umani in generale, ha travolto la vita nelle singole città, nei paesi, negli stati e soprattutto gli equilibri tra stati, tra diciamo parti del mondo. Ecco, lei da diplomatico, da ambasciatore, da uomo che ha attraversato i momenti della storia dell'Italia e anche di tutta Europa, analizzandoli e cercando anche di capire e mediare, appunto, visto che il suo ruolo era proprio questo, professionalmente parlando, come ritiene siano veramente cambiati i rapporti internazionali alla luce di questa pandemia? Io mi sono fatto una convinzione che nel corso che tengo a Padova poi come posso dire, la presento con una serie di considerazioni, che noi oggi stiamo vivendo un periodo storico che non è un periodo storico di evoluzione, ma noi viviamo in un periodo storico di cesura. Cioè noi stiamo attraversando una cesura storica che significa un salto, come se la storia facesse un saltello. Vi faccio un esempio: la rivoluzione francese, quel periodo storico, rappresenta un momento di cesura e chi vive quel momento, gli ambasciatori veneziani che cito sempre ma che cito anche in questa occasione, lo scrivono nelle loro lettere, ha la certezza che il mondo sta cambiando in maniera radicale, ma non capisce in che direzione si vada. Noi siamo in questa esatta situazione. E tutto questo sta comportando una serie di stravolgimenti che per noi sono di difficile comprensione, perché noi abbiamo una strumentazione intellettuale che ci viene dai nostri studi, dalla nostra esperienza, che è riferita a un secolo, che era quel secolo scorso, che era profondamente diverso da questo. Perché dico questo? Perché pensate solo a quello che è avvenuto negli ultimi 50 anni, diciamo, 70 anni. C'è stata una globalizzazione economica che ha significato che il mondo è diventato un unico mercato, ma non per le persone, solo per i capitali. Le persone non si possono spostare, hanno bisogno dei visti, c'è l'immigrazione, eccetera. È arrivato un mondo in cui si comunica in maniera straordinariamente efficace, un mondo in cui si viaggia continuamente. Prima della pandemia, l'ultimo anno in cui si è potuto registrare il numero dei passeggeri dei voli aerei, 4 miliardi e mezzo di persone si sono spostate. Cioè noi viviamo in un mondo in cui l'umanità non ha mai viaggiato così tanto, non ha mai comunicato così tanto, non è mai stata così interdipendente. È chiaro che tutto questo ha delle conseguenze enormi. Il mondo che noi stiamo affrontando oggi, anche nelle relazioni internazionali, è un mondo radicalmente diverso, che non può essere compreso con le chiavi del passato, ma va interpretato secondo quello che è. Ed è questa la complessità a cui mi riferivo prima del mondo, la difficoltà che non abbiamo una strumentazione, diciamo, scientifica e intellettuale utile a comprendere questo mondo. Noterete che molto spesso grandi reazioni che si hanno sulla stampa, ma anche da parte di analisti politici, e dici incomprensibile, non si riesce a capire, molte cose non si capiscono. Non si capiscono perché hanno una chiave diversa di lettura. Ecco quindi la difficoltà di questo mondo. Il mondo che noi oggi abbiamo è un mondo anche molto più pericoloso del passato, perché il mondo bipolare in cui c'erano due grandi potenze che in qualche modo avevano un ordine mondiale e che lo gestivano, ricorderete che c'erano delle crisi internazionali, Vietnam, eccetera, in Europa no, ma queste crisi, essendoci un ordine globale, tendevano a tornare a fermarsi. Era come uno strumento che suona il tempo, che a un certo punto però si ferma perché la tendenza è di restare fermi. Noterete la differenza con oggi, che tutte le crisi che abbiamo aperto, nessuna si conclude. La crisi siriana non si è conclusa, la crisi libica non si è conclusa, il Nagorno-Karabakh non si è concluso, l'Ucraina resta sempre aperta. Ma in mancanza di un ordine globale, un ordine generale, un sistema regolatorio internazionale, le crisi vanno avanti all'infinito. Ecco quindi la complessità del mondo ed ecco perché c'è sempre più bisogno di negoziazione, c'è più bisogno di diplomazia a tutti i livelli, non solo diplomazia fra gli stati, fra le società, fra le entità, fra i gruppi sovranazionali. Tutto questo è il mondo che noi abbiamo davanti e che dobbiamo affrontare. Mondo più difficile e più complesso, ma che dobbiamo affrontare con coraggio perché non c'è altra strada. Mondo più pericoloso anche, lo sottolineo, perché oggi le incognite, le variabili che possono sfuggire sono molto più numerose, molto più difficili da gestire del passato. Lei queste
questi maggiori pericoli, se dovesse dire, dove li vede soprattutto? Ma ci sono da tante direzioni, invece di mancanza di un ordine regolatorio internazionale il primo, ma vi faccio un esempio concreto che può essere interessante. Voi ricorderete la crisi dei missili a Cuba 1962. Khrushchev e Kennedy dialogavano per telefono. Dovevano farsi una telefonata, prenotando la telefonata, e veniva tradotta la telefonata. Ora, cosa succede? A fianco del telefono esisteva anche la telescrivente. Kennedy riceve 2 messaggi di Khrushchev, uno molto positivo e uno molto negativo. L'ultimo era molto negativo, dicendo: guardate, non voglio negoziare, non ne voglio sapere, io mando i miei missili a Cuba, impedite il blocco navale, eccetera. Kennedy risolve la crisi facendo finta di non aver ricevuto il secondo e rispondendo al primo che era più positivo. E così si compone la crisi. Oggi c'è un analista molto intelligente che ha fatto un'analisi di questa vicenda e dice che oggi, con i mezzi di comunicazione che abbiamo oggi, sarebbe scoppiata la guerra nucleare. Perché non c'erano tempi, non c'erano pause, non c'erano tempi di riflessione. Ma facciamo un altro esempio. Pensate alle nostre cose interne. Quando c'è stata l'ultima crisi di governo, prima di fare il governo Conte, il Conte 1, Di Maio va dal Presidente della Repubblica. Esce dal colloquio e sulle scale comincia a scrivere su Twitter: Presidente della Repubblica, l'impeachment, una reazione violentissima contro il Presidente della Repubblica. Ricorderete, il Movimento 5 Stelle voleva l'impeachment. Allora, perché cito questo? Perché in passato sarebbe stato molto diverso. Un esponente della DC sarebbe uscito, sarebbe andato al partito a Piazza del Gesù, avrebbe convocato i notabili del partito, avrebbero discusso tutta notte, e forse la mattina dopo avrebbero fatto un breve comunicato sull'incontro. Voi capite che anche questo accorciare i tempi di reazione è in sé un elemento di pericolo, se noi lo estendiamo ovunque. Quindi i pericoli che io vedo sono i pericoli di natura globale, che sono quelli della mancanza di un ordine regolatorio che soprattutto un paese come l'Italia deve temere, e poi anche il modo in cui la politica internazionale, la società internazionale si assesterà sui nuovi mezzi di comunicazione. Perché i nuovi mezzi di comunicazione diciamo, sono utilissimi per accorciare i tempi, per risolvere davvero tantissime migliaia di cose, però forse accorciano i tempi della riflessione e del pensiero. Sì, ma questo è un aspetto. Se noi guardiamo la nostra vita, il nostro mondo, è tutto così. Pochi giorni fa avrete sentito che c'è stato un attacco cibernetico che ha bloccato un oleodotto in California e quindi ha fatto un blackout di tutta la California. Quindi capite che questo è un nuovo modo di condurre gli attacchi e le minacce. La guerra che noi conoscevamo, quella degli eserciti che valicano i confini, con i carri armati, eccetera, è destinata a sparire. Anche il modo in cui noi faremo la guerra nel futuro sarà influenzato da questi aspetti e sarà molto più sottile, perché per esempio un attacco informatico non si capisce chi l'ha mandato. È difficile individuarlo. E poi l'attacco informatico a cosa è equiparato? Voi sapete che nella dottrina strategica della guerra fredda c'erano 6 gradini di risposta. La NATO dice: a un attacco convenzionale rispondo con un attacco convenzionale, a un attacco, a un'invasione e via dicendo, fino alla fine il 6° grado è la risposta con la bomba nucleare. Ecco, ma a che livelli infiliamo le minacce cibernetiche? Al secondo, al terzo, al primo? Cioè il mondo si è completamente come posso dire, aperto, non funziona più niente. Noi abbiamo una serie di situazioni in cui non abbiamo più i termini di riferimento, dobbiamo costruirne di nuovi ed è molto difficile. Pensate, vi facevo l'informatica, come può minacciare un paese, ma l'informatica è già stata per esempio un mezzo per influenzare le elezioni americane. È altro scenario che si apre completamente nuovo, completamente diverso. L'intromissione negli affari interni di un paese era considerato un reato internazionale. Esistono norme internazionali che dicono che un paese non deve ingerirsi in un altro, ma si pensava a un'intrusione di natura fisica. Oggi come facciamo a sapere che un'intrusione di natura informatica va riferita a un altro paese? Insomma, è un mondo, è uno scenario molto più complicato di prima. Ma lei è ottimista o no? Io sono ottimista nel senso che penso che tutto questo verrà superato, però non sono certo che tutto questo verrà superato in maniera indolore. Senta, la pandemia, dicevamo prima, ha sconvolto tutti gli equilibri e soprattutto ha cambiato i pesi e i contrappesi tra paesi, diciamo anche agli opposti punti del mondo. Lei come vede lo scacchiere internazionale? Cioè dopo la pandemia cosa cambierà? Quali saranno i paesi che conteranno di più, di meno? Perché questa pandemia ha cambiato gli equilibri di forze. La pandemia che noi viviamo
Io penso che nei futuri di libri di storia verrà citata così, è la prima grave crisi di un mondo globalizzato. La pandemia è la prima crisi in cui noi affrontiamo una crisi generale in un mondo però diverso, cioè globalizzato. E lo vediamo perché le soluzioni non sono più né nazionali né regionali. L'Europa può dire io risolvo la pandemia, però se c'è ancora il focolaio in Africa, in America Latina, nel Medio Oriente, non è risolta. Quindi ci ha dato la misura di come le cose oggi funzionino. E questo è sicuramente una prima cosa di cui bisognerà tenere conto. In un mondo come questo attuale, chi ha la forza, chi gestisce la forza, la minaccia e poi la usa, è in vantaggio. L'uso della forza pensavamo fosse qualcosa ottocentesco. Oggi la Turchia che minaccia l'uso della forza e poi lo fa, non basta la minaccia, bisogna anche poi essere in grado di farlo, ha un vantaggio in più. La Russia che è una politica spregiudicata ha un vantaggio in più. Chi ha sul proprio territorio la produzione e può controllare la distribuzione dei vaccini ha una marcia in più. L'Europa che ha fatto i contratti e purtroppo non sono stati brillantissimi, come avete visto, sono stati dei problemi di vario tipo, non è che ha fatto male i contratti, cioè non è un fatto tecnico, i burocrati europei hanno costruito dei contratti in maniera imperfetta, no, è che l'Europa dietro di sé non ha il potere di influenzare le cosiddette big pharma. Guardate, il mondo è cambiato, dico solo questo e poi finisco, il mondo è cambiato molti anni fa, quando a un certo punto un unico uomo al mondo, che si chiamava Bill Gates, in un anno, circa 20 anni fa, ha guadagnato un patrimonio superiore all'intero PIL, cioè l'intero prodotto lordo di un paese africano. Ecco, quel momento lì è stato un momento in cui noi abbiamo capito che qualcosa stava cambiando. Senta, ma l'Europa allora, nello scacchiere internazionale, se dovesse fare una previsione, come si inquadrerà? Resterà un pilastro fondamentale perché lo è adesso o, ahimè, è destinata a un declino? Cioè, distinguerei due aspetti. Quando lei dice pilastro fondamentale, certamente resterà. L'Europa ancora oggi, nonostante i suoi problemi, le sue difficoltà, è il luogo al mondo dove i principi generali della libertà dell'individuo, della libertà di associazione e la libertà politica sono i più rispettati. È ancora il luogo al mondo dove il cittadino è più curato e in maniera più efficace. Quindi quegli aspetti, quel punto che noi chiamiamo punti di civiltà e di cui dobbiamo essere giustamente orgogliosi, io penso che resteranno e devono restare. Quello che invece è in dubbio, ed è il punto centrale della questione, è la misura in cui l'Europa potrà incidere in questo mondo internazionale così diverso. Perché prima noi avevamo due grandi potenze che si spartivano il mondo e in qualche modo gestivano tutto. L'Europa stava da una parte, ma poteva in qualche modo rappresentare una terza via, un'alternativa, un qualcosa di diverso rispetto agli Stati Uniti e all'Unione Sovietica. Oggi invece noi vediamo che il mondo si è frammentato in tante realtà e l'Europa, non avendo una potenza dietro di sé, perché l'Europa non ha un esercito, non ha una politica estera sostenuta da un esercito. Credo che in questo mondo così spietato e così difficile che si sta profilando, che si è profilato, e lo vediamo già nel Mediterraneo cosa sta succedendo, l'Europa deve risolvere molto rapidamente questo aspetto. Se vuole incidere di più sulla realtà internazionale, il diritto, la morale, l'etica non bastano più. Bisogna avere dietro di sé un'economia potente con una forma di dissuasione anche militare altrettanto potente. Questo ci dice la realtà, purtroppo, perché noi ci siamo illusi per 70 anni che la forza fosse ormai sparita. Invece gli ultimi eventi ci dimostrano che chi minaccia la forza e chi è in grado poi di usarla, di portarla sul terreno, ha dei vantaggi. Quindi possiamo correre il rischio di diventare nel futuro terra di conquista? Lo siamo già in qualche misura, perché la grande rivalità che si sta profilando è quella con la Cina. La Cina sta costruendosi un profilo di grande potenza mondiale e lo fa soprattutto sul terreno economico. Ecco, il terreno economico è un luogo, uno spazio in cui noi potremmo essere oggetto di conquista, in parte in qualche modo lo siamo, perché sapete che la Cina ha comprato il porto del Pireo, ma sta guardando a Trieste con grande interesse, potrebbe essere un prossimo passo, insomma in qualche modo potremmo esserlo. Quindi non la conquista tradizionale con le armi, ma la conquista economica? No, un mondo diverso. Come la guerra non si fa più come prima, perché noterete che la guerra, gli eserciti diventano sempre più trascurabili. La guerra si fa con le forze speciali,
che sono una via di mezzo fra l'esercito e una forza privata, con i contractor privati. I russi ne fanno un amplissimo uso, in Cecenia, in Ucraina, Nagorno-Karabakh c'erano questa compagnia Wagner che sono dei privati, gli americani in Afghanistan hanno più contractor privati che soldati, quindi la guerra sta diventando un'altra cosa. Senta, le grandi pesti, a partire da quella del 300, ma poi anche quelle che sono continuate nel corso dei secoli, e non è stata una peste, ma insomma è stata sicuramente, ha sterminato milioni di persone, la spagnola a inizio del secolo, hanno portato nella conseguenze pur terribili di annientamento di tante vite umane, poi nel tempo, nei decenni successivi, a dei grandi cambiamenti a livello sociale, politico, economico. Ecco, se lei dovesse dire, da osservatore attento della realtà nazionale e internazionale, quali saranno i cambiamenti possibili, positivi, che questa pandemia, visto che abbiamo parlato molto degli aspetti anche negativi, invece porterà? Ma io credo che innanzitutto la pandemia ci ha rivelato una grande la fragilità del nostro mondo. Cioè il nostro mondo che riesce a mandare un elicottero su Marte, a farlo decollare, farlo riatterrare, di fronte alla pandemia si è trovato in pratica a prendere i provvedimenti che la Serenissima adottava, la quarantena, il distanziamento, la mascherina, insomma. Ci siamo sentiti molto fragili. È vero che c'è il vaccino che in qualche modo fa la differenza e quindi quello lì è importante. Credo che dalla pandemia noi dovremmo trarre una considerazione, cioè dovremmo prendere atto della realtà in cui viviamo. Cosa che non facciamo ancora molto compiutamente. La pandemia ci dice una cosa, che il mondo è interconnesso, che non si può fermare. Guardate, gli stati hanno cercato di fermare la pandemia, hanno cercato di creare delle barriere, di interrompere i voli, di fare delle cose, ma è impossibile. Il nostro mondo è così interconnesso, ma non è questione di paesi interconnessi, le società civili sono interconnesse in maniera così spinta, così forte, che è veramente impossibile operare delle separazioni ermetiche, anche all'interno dell'Europa, come abbiamo visto. Quindi credo che la prima cosa che dovremmo capire è che siamo entrati in un mondo che è estremamente diverso da quello che conoscevamo e che i meccanismi, le soluzioni che potevamo adottare prima oggi non funzionano bene. Sulla pandemia, per esempio, avremmo dovuto fare molto di più sulla universalizzazione dei vaccini, per esempio, cosa che non è stata fatta. Siamo stati al seguito delle grandi multinazionali, e non è un caso, perché le grandi multinazionali farmaceutico di altro tipo sono molto più potenti degli Stati, ormai dobbiamo metterci in mente questo, molto più potenti degli Stati, e gli Stati non sono in grado di condizionarli. Guardate, gli unici che possono condizionare sono alcuni casi, gli Stati Uniti col Pfizer, la Russia col proprio vaccino, ma l'Europa in questo campo si è visto, non possiamo influenzare nessuno. Quindi queste considerazioni dobbiamo fare, e si aprirà in questo secolo, nei prossimi anni, il grande tema che credo sarà il tema fondamentale delle generazioni future, e sarà quello di come la democrazia si strutturerà in questo secolo. Perché la democrazia, come l'abbiamo conosciuta, con le sue regole, le sue strutture che vengono da lontano, ma sono state fatte nel 600, diciamo, in Inghilterra, e poi trasferite nell'800 e nel 900 fino ai giorni nostri, si sta rivelando assolutamente inadeguata ad affrontare i grandi problemi globali. E quindi dovremo inventare qualcosa di nuovo, e sarà un momento molto delicato. Senta, noi siamo a Venezia, lei è presidente di una delle più prestigiose istituzioni culturali e anche una istituzione con una lunga storia, no? L'Ateneo Veneto. Ecco, Venezia, che è una città più fragile al mondo, ma anche la più bella, la più antica, la più anche secondo me ricca di possibilità inimmaginabili, proprio perché diciamo, è diversa da tutte le altre, no? Potrebbe diventare qualcosa di eccezionale, come però poter, ahimè, anche tramontare in maniera irreparabile proprio per le stesse caratteristiche. Ecco, se lei dovesse dire in questa città cosa vedrebbe per il futuro, e se è ottimista per questa città, cosa mi direbbe? Io so che può sembrare strano in questa situazione, però io sono molto ottimista per questa città. Perché tutto quello che vi dicevo prima riferito al mondo che ci circonda, la globalità del mondo, se noi lo riferiamo a Venezia otteniamo un risultato molto sorprendente. Cioè, vi dicevo, noi viviamo in un mondo diverso, abbiamo esaminato molti aspetti, non solo nella politica estera, la pandemia, la società. Ecco, il mondo del XXI secolo per Venezia non è un pericolo, è un'opportunità straordinaria, cosa che non è successa prima. L'Ottocento, il Novecento sono stati secoli in cui Venezia arrancava.
È vero che arrancava in maniera molto brillante, più brillante da adesso, però insomma diciamoci la verità, si diceva che Venezia era incompatibile con quel mondo moderno che era fuori di lei. Cioè Venezia non era un luogo dove lavorare, perché a Venezia i trasporti sono lentissimi, ma a Venezia come si fa senza l'automobile sotto casa? Si diceva è impossibile, Venezia ha qualcosa, bellissima, stupenda, però la sua natura è contraria alla modernità ed era una roba falsa, che però andava molto. Vi ricorderete, no? Si diceva Venezia va benissimo per gli artisti, per qualcuno, ma uno che deve lavorare, uno che deve produrre, ma come fa a stare a Venezia? L'aeroporto ci vuole un'ora e un quarto, c'è la nebbia, l'acqua alta, l'acqua bassa, insomma, tanti problemi. Ecco, tutto questo che rappresentava una palla al piede per la città, in questo secolo sta diventando una grande opportunità, perché il mondo sta andando in quella direzione. Pensateci un attimo, tutte le grandi capitali del mondo, non solo per la pandemia ma anche prima, stanno cercando di togliere il traffico dal centro. Stanno cercando di far camminare i propri abitanti. La moglie del presidente Obama, Michelle, ha lanciato una campagna per dire agli abitanti di New York: non prendete l'ascensore, fate le scale. Problemi di salute, problemi di ambiente, eccetera. Ora, noi veneziani andiamo a piedi da sempre, non usiamo gli ascensori perché non ci sono, e quindi siamo già moderni per quello. Ma non è solo quello, si cerca di vivere in luoghi sani. Si dice che la grande città bisogna togliere le macchine, le fabbriche, perché devono essere luoghi sani. Ecco, Venezia ce l'ha già. Quindi noi viviamo già in un luogo che è molto moderno, molto più moderno di altri luoghi. Venezia può diventare l'archetipo della modernità del XXI secolo. Noi non ce ne rendiamo molto conto, ma pensate un attimo, lo smart working. Allora, il Sole 24 Ore diceva che, finita la pandemia, solo il 13% delle grandi imprese pensa di ritornare esattamente come prima. Cioè resteranno con una fetta rilevante di smart working. Tradotto in termini vuol dire che almeno 6 milioni di italiani continueranno a fare il lavoro dove vogliono da casa. Voi capite che tutto questo per Venezia potrebbe, se intelligentemente cavalcato, potrebbe aprire degli scenari straordinari. I nostri palazzi che sono chiusi da decenni, interi quartieri di Venezia che non sono abitati, si potrebbero aprire allo smart working di chi vuole passare 3 mesi, 6 mesi, anni in questa città a lavorare tranquillamente a casa propria, usufruendo di un contesto senza automobili, senza inquinamento, facendo esercizio fisico, che è il più moderno che c'è. Quindi io sarei molto ottimista per questa città. Però c'è un piccolo aspetto, e qui viene il difficile. Cioè questa cosa succede, questa cosa sta succedendo, sta avvenendo, noi non possiamo impedirla, accadrà. Bisogna vedere chi la fa. Abbiamo due scelte, o la lasciamo accadere così com'è, o cerchiamo di massimizzarne i benefici. Ecco, noi dovremmo cercare di pensare a questo e prepararci e massimizzare i benefici. Se lasciamo che le cose vadano come devono andare, può darsi che questo grande fenomeno ci sfiori o ci tocchi nella componente meno auspicabile, quella più negativa. Quindi insomma, anche qui c'è molto da fare, bisognerebbe farlo anche presto perché non c'è molto tempo.